Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati nel nostro canale YouTube. Oggi abbiamo un nuovo amico, lui è Filippo. Ciao ragazzi. Siamo a Baunei e stiamo per iniziare il sentiero che ci porterà a Cala Golorizé. Da Baunei siamo saliti nell'altopiano del Golgo e arrivati qua nel parcheggio e come vedete qua sulla destra inizia il sentiero. Ragazzi, abbiamo appena iniziato il sentiero, Bellissimo. uno spettacolo. Come vedete dietro, guardate la natura, i colori delle montagne. Immaginate il colore del mare di Cala Golorizé, deve essere una cosa spettacolare. Come va la camminata per ora? Alla grande. È stanco? Alla grande. Stanco? No. Va tutto bene? Tutto bene, grazie. Ok, dai. Allora, proseguiamo la nostra camminata, ragazzi. Ragazzi, siamo ancora qua, camminiamo pian piano verso la nostra meta per scoprire Cala Golorizé. Il sentiero all'inizio un po' in salita, ma adesso è tranquillo. Adesso tra un po' dovrebbe esserci la discesa che faremo poi al rientro, che si trasformerà in salita. E sicuramente dopo una giornata di mare non sarà facile. Comunque vi consiglio, oggi è 2 ottobre e vi consiglio di farlo in periodi freschi, fine settembre, inizio ottobre, perché comunque fatto luglio-agosto col caldo, alte temperature, magari non è lo stesso. Quindi questo periodo fresco, alla fine ci sono 19-20 gradi adesso. Sono le 9:15 del mattino, più o meno. Fili, le 9:15, le 9:20, anche le 9:30. 9:25. 9:25. E la temperatura è perfettissima per il trekking, quindi questo periodo va più che bene. Ok. Buongiorno. 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 Siamo arrivati all'incirca a metà percorso e come potete vedere là in fondo si intravede la guglia di Cala Golorizé. Quindi adesso diciamo che inizia la discesa, la parte più facile dell'andata. Il rientro sarà il più difficile e niente, mettiamoci in cammino e via.
A tra un po'. Ciao. Ciao. Ragazzi, cosa molto importante, la plastica non si butta in natura, raccoglietela e buttatela negli appositi contenitori, mi raccomando. No plastica, no immondizia, mi raccomando. Ciao.
Una piccola sosta, ragazzi, Di lusso. di lusso, bellissimo. Un bel fresco. Adesso All'ombra della guglia. all'ombra della guglia. 2 minuti e ripartiamo. A tra un po'. Ragazzi, bellissimo. Siamo arrivati a Chiala Golorizze. Ragazzi, eccoci qua. Bellissimo. Siamo appena arrivati alla spiaggia di Chiala Golorizze. Guardate lo spettacolo da qua sopra, una cosa impressionante, ha un colore bellissimo, E tutta la scogliera lì. tutta la Che scende a scogliera, strapiombo. bellissimo ragazzi. Adesso continuiamo a scendere, ci mettiamo il costume, ci facciamo un bel bagno E qui c'è la guglia. e lì sopra c'è la guglia. Poi attacchiamo il nostro drone e vi facciamo vedere tutto con più cura. A tra un po' ragazzi, ciao. Raggiunta e Chiala Golorizze è conquistata. Spettacolare, spettacolare. Adesso ci cambiamo, ci facciamo un bagno e poi useremo il drone e faremo vedere questa bellissima spiaggia che secondo me, a mio parere, è una delle più suggestive della Sardegna. Molto bella, molto, molto. Va bene, a tra un po'. Ciao ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, allora, fatto il bagno, com'è stato Fili? Top, bellissimo. Bellissimo, Acqua cristallina, chiara, limpida, pulita. è stata veramente una bella esperienza fare il Bellissimo. trekking qua. E niente, adesso Chiala Golorizze. Chiala Golorizze, abbiamo la guglia qua davanti, poi la vedrete nelle riprese. E ora noi iniziamo il sentiero, La risalita. la risalita in salita. E niente, se questo video vi è piaciuto mettete un like, condividete. E iscrivetevi al canale. Mi Va bene. raccomando. Ciao ragazzi, Contiamo su di voi. ciao ragazzi, a presto. Ciao, un saluto da Ciao, Chiala ciao. Golorizze. Ciao ciao. Stiamo Siamo facendo la salita, sulla via di ritorno. è un po' sotto salita. è un po' pesantuccio. Tu Sì. Fili? Ci sentiamo un po' dei piccoli nazi. Ah, piccoli Con Nazzore onesta. un piccolo zainetto. Quindi piccoli nazi. Un Quindi, saluto a Nazi che un saluto sta in Spagna. a Nazare Onesta che sta a Maiorca. Se non lo seguite, seguitelo, Ah sì, su YouTube Nazare Onesta. È un ragazzo che cammina a piedi e si fa tutto il perimetro Italia, Spagna, Maiorca, Portogallo, tutto. Un bel progetto, se volete seguitelo. Ciao Nazi. Ciao Nazi. Ciao ragazzi, ci vediamo Noi dopo. proseguiamo. Proseguiamo, speriamo bene.
Ciao! Ciao!